Signori, molti di voi mi chiedono sempre che cosa ne penso di MV3, di Warzone 3, di quello che sarà Warzone 3. Allora, partiamo dal fatto che Warzone è un gioco... Avete presente quando vi fa male la pancia e andate in bagno, no? Che cosa esce? Esattamente quello. Tuttavia non voglio farmi troppe aspettative, perché me le sono fatte con Warzone 1 nelle season che venivano, me le sono fatte con Warzone 2 ed è stata proprio Warzone 2, proprio penso sia un capitolo che appena uscirà il 3, sempre se sarà migliore, verrà dimenticato in 2-3 giorni. Quindi diciamo che in base ai trascorsi di Activision io bene o male aspettative non me ne voglio fare, perché se Activision è una delusione dopo l'altra, si sa, è una presa per il culo continua, non sanno fissare un menu, pensa se sanno fissare un gioco. Tuttavia le cose che mi piacciono di MV3 sono intanto il movimento è veramente figo, forse un ritorno a Warzone 1, c'è lo slide cancel, sembra un po' meno OP, o forse magari perché è passato tanto tempo da Warzone 1 e magari abbiamo un po' dimenticato come, sembra un po' così. La velocità di scavalcare le robe, gli oggetti, arrampicarsi è veramente velocizzata, anche perché ci sono dei perk che ti permettono appunto di velocizzare questa roba. Le armi e le entrate in mira sembrano veramente fighe. Insomma, a livello di velocità e gameplay il gioco sembra ritornare a Warzone 1, il che è una roba buona. Non so se one shotteranno i cecchini, spero di sì, perché veramente, raga, Warzone è un gioco che da Warzone 2 si è spostato troppo sul premiare la gente ferma e la gente che non sa giocare, perché premiare gente che ti campera il lobby, che si campera con un pompa e tutte ste robe che sono stra OP nel gioco, e poi prendi un cecchino, prendi una balestra, prendi alcune robe e non fanno un cazzo, è veramente inaccettabile. Senza considerare che il gioco stia diventando forse un pochino pay to win. C'è la skin che prendi col battle pass che è OP, c'è quella che ha le hitbox buggate, c'è il pompa di Doom che ti one shot, quello normale no, c'è il coltello con la skin che one shot, quello normale no, il cane che ti fa da massima allerta. Ci sono tante robe che spero veramente che il gioco non punti ad andare verso questa direzione, perché sennò è sbagliato, secondo me è sbagliato. L'unica pecca secondo me, allora, intanto il prezzo, raga, pagare un gioco 70-100 euro in base all'edizione che avete presa per un gioco che fondamentalmente è un remake di mappe già viste, che per carità è bello rivedere, fare un tuffo nel passato per i fan di vecchia data, però allo stesso tempo dici minchia 70 euro per delle cose già viste, senza considerare che la campagna io non l'ho giocata, ma a detta di molti è una merda rispetto a quello che uno si aspetterebbe da Call of Duty, che ha sempre avuto delle campagne comunque di un certo livello. Riguardo invece all'unica cosa che a me non piace, sarebbe il time to kill delle armi. La vita aumentata secondo me su un gioco come Call of Duty è troppo rotta. Non si può fare un gioco dove tu impieghi 20.000 proiettili per uccidere un nemico, non è normale, ok? Non è un simulatore di guerra, ok? Non devono puntare sul realismo, per carità, non c'entra questo. Il problema è semplicemente che a volte ti capitano situazioni, e non dite che capita solo a me, dove la gente ti uccide con 5 colpi e tu gliene metti 20 con la stessa arma. E sta roba non lo so, è il server, lag, non lo so, le hitbox, la latenza, che cazzo ne so, fatto sta che tu impieghi comunque 20 colpi e quello ne mette 5. Creare questo squilibrio tra i player è una roba che veramente ha rotto i coglioni. Già i server sono quelli che sono, poi non sanno manco fissare un cazzo di menu, che io per avviare Warzone apro Warzone, ti apre Warzone HQ, poi esce, si riavvia il gioco, si fa aggiornamento playlist, aggiornamento Sonanna, insomma io il gioco, se devo giocare alle 9:30 inizio ad aprirlo alle 8:30. Cioè è inaccettabile che solo un'ora di apertura gioco, caricamento progetti arma, ma vai a cagare. Insomma, magari questa cosa è una roba che colpisce più il multiplayer, perché ripeto, nel multiplayer siamo abituati a sparare 5-6 colpi e buttare giù un nemico, mentre su Warzone bene o male ce l'hai quella cosa di craccarlo, di atterrarlo, di confermarlo, e quindi già sai bene che sprechi, si può dire, un caricatore per un nemico. Quindi magari su Warzone secondo me questo problema si vedrà meno, ma sul multiplayer è veramente strano mettere tutti questi colpi per uccidere un nemico e sono senza piastre. Poi ripeto, io non ci ho giocato molto al multiplayer, quindi non ho avuto modo di apprezzarlo più di tanto. Mi piace però il sistema di come si sbloccano gli accessori, di come si sbloccano le armi, queste sfide giornaliere che finalmente hanno un senso di esistere. Riguardo invece alla modalità zombie, per carità, secondo me la modalità zombie è sempre meglio di DMZ, perché DMZ non so da quale mente malata sia uscita. Per carità, zombie è sempre meglio di DMZ, soprattutto quando aggiungeranno dei progetti e delle skin che si sbloccheranno lì, se già non ci sono. Attenzione, non sono informatissimo su ste robe, però insomma
insomma sicuramente meglio di DMZ, però un po' deludente perché io mi aspettavo la vecchia zombie around dove tu vai lì e segni il tuo record, piena di easter egg, piena di robe da fare. Mi aspettavo una roba così. Poi non lo so, magari in futuro le aggiungeranno. Diciamo che se Warzone punta a ritornare su Warzone 1, diciamo che è la strada secondo me giusta. Poi il ritorno di Rebirth e il ritorno di Fortress Keep secondo me è anche una paraculata da parte di Activision, ma a me sta benissimo perché anche io amo Rebirth e Fortress Keep, più Rebirth, ma anche Fortress Keep non mi faceva schifo e sicuramente meglio di Ashika, canze per un cazzo su tassacqua. Fatto sta che secondo me Warzone, se punta veramente a far ritornare i cecchini, a far ritornare quel movimento, a far ritornare quella frenesia che tanto ci piaceva in Warzone 1, secondo me Warzone 3 potrebbe essere veramente forse il ritorno. Alla fine Fortnite, raga, mettendo la prima mappa ha segnato numeri da record. Spero che Activision rimetta Rebirth, rimetta Verdansk, rimetta queste robe qui nel tempo, perché secondo me è la cosa che ha legato tanti giocatori. Detto questo, cara Activision, è la prima volta che faccio un video dove non ti insulto, quindi mi raccomando, non rompere i coglioni.